Dal prossimo anno ci saranno 147 nuovi autobus sulle strade extraurbane siciliane. La Regione, attraverso l'assessorato alle infrastrutture, ha impegnato 31 milioni di euro provenienti dai fondi PON del Ministero delle Infrastrutture relativi al programma Infrastrutture e Reti 1420, asse 4 del programma Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde, digitale e resiliente. Sono 20 nel complesso le aziende di trasporto pubblico locale che, in base alle richieste presentate un anno fa, potranno adesso beneficiare del contributo regionale e acquistare i nuovi autobus. Il Dipartimento regionale alle infrastrutture ha finanziato per l'80% l'acquisto dei pullman, consentendo alle società di trasporto pubblico locale di anticipare soltanto il 20% delle somme, anche sotto forma di una fideiussione sottoscritta. Con queste risorse contribuiamo a rinnovare il parco mezzi di decine di aziende del trasporto pubblico locale, con mezzi nuovi e moderni per offrire maggiori servizi e sicurezze ai cittadini e nel contempo contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come afferma il presidente della regione Renato Schifani. Sono molto soddisfatto, afferma l'assessore al ramo Alessandro Aricò, perché si tratta di un provvedimento che ho fortemente voluto, per il quale un anno fa avevo presentato all'ARS la norma, poi diventata legge regionale, che ci ha consentito di anticipare le somme e di rispettare così i termini imposti dal Ministero. In questo modo non solo aiutiamo le aziende pubbliche azzerando il costo d'acquisto dei nuovi autobus, ma contribuiamo a migliorare un servizio essenziale per la mobilità di migliaia di siciliani. Tra le aziende del nostro territorio che hanno ricevuto il contributo regionale, le autolinee Gallo, le autolinee Giuseppe Cavaleri, l'Autoservizi Salemi, la ditta Fratelli Camilleri Argento, la Fratelli Patti Autolinee SRL, la SAES Autolinee SPA, la Salvatore Lumia SRL.